L'ANAP ad oggi conta in Italia oltre 250.000 iscritti, di cui 25.000 in Veneto. E quest'anno l'Associazione dei Pensionati, nata in seno alla Confartigianato, compie 40 anni. Un anniversario festeggiato anche con la premiazione dei soci di più lunga militanza. C'è molto di più di quanto possa rappresentare un anniversario nei festeggiamenti che l'Associazione dei Pensionati ANAP sta celebrando in tutta Italia per il suo 40° di fondazione. Il valore reale di questo momento di aggregazione lo si legge negli occhi dei soci, in grandissima parte artigiani, piccoli imprenditori, protagonisti della rinascita del paese in un'epoca storica molto difficile. Meriti per i quali la comunità tutta è loro grata. Il coraggio e l'impegno di questi uomini ha creato e dato lavoro, ha fatto crescere le professionalità, ha posto il seme per quel tessuto imprenditoriale che è la vera forza dell'Italia. Sono felici e commossi nella loro giornata di festa, ricordano tra loro le tante difficoltà superate, ti raccontano con orgoglio i traguardi raggiunti, il laboratorio, il capannone, la casa, il passaggio dal carretto al furgoncino, al camion. Ti presentano la loro signora, mostrando riconoscenza e gratitudine per chi ha condiviso e partecipato alla crescita imprenditoriale, perché è la famiglia il pilastro più importante della piccola impresa. Una ventina, a fine giornata, hanno ricevuto l'attestazione di maestro d'opera ed esperienza, ma in realtà sarebbero stati da premiare tutti. Io dico sempre che i nostri artigiani del dopoguerra, no, che adesso ha sui 70, 80, 90 anni, qualche gente che ha 92 anni anche, no, che ha cominciato dal dopoguerra, che non c'era niente, non c'era neanche da mangiare, e ha fatto venire grande l'Italia. Favorire l'aggregazione, aiutare i soci attraverso una serie di servizi, sostenere politiche attente alla terza età. Questi sono gli obiettivi dell'associazione. Tra gli impegni più significativi, il presidente nazionale Giampaolo Palazzi cita le campagne sull'Alzheimer, con attività di informazione e prevenzione. Nelle piazze d'Italia, ogni anno, in una giornata organizzata ad aprile, vengono compilati questionari che sono poi analizzati dall'Università La Sapienza di Roma, partner dell'iniziativa. E se purtroppo l'università ti scrive dicendo che quel signore che è passato ha dato delle risposte preoccupanti, noi subito, immediatamente ci attiviamo direttamente presso chi è venuto, presso i nostri gazebo, e lo informiamo che si faccia vedere al più presto nelle cliniche neurologiche del proprio paese.